Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio, benvenuti nuovamente in diretta qui dagli studi di TEN su Linea Rovente. Allora oggi un nuovo argomento interessante, oserei dire caldo, ci poniamo dalla parte dei figli. Perché questo titolo? Perché si sa, ci si innamora, ci si sposa, ma purtroppo nulla è per sempre. Può capitare quindi di decidere che le proprie strade si separino inevitabilmente, ma bisogna ricordare, soprattutto appunto quando ci sono dei figli, uno o più figli, che ci si separa fra genitori, fra coniugi, fra marito e moglie e non ci si separa mai dai figli. Ecco perché la decisione di dare questo titolo dalla parte dei figli e di affrontare l'argomento soprattutto in materia di tutela di minori, di affidi condivisi e di alienazione parentale. Affrontiamo quindi questo argomento con l'avvocato Mafalda Manuela Carino, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, e con lo psicologo e psicoterapeuta Marco Pingitore. Benvenuti ad entrambi. Entriamo subito nell'argomento, avvocato, lo facciamo con lei proprio perché, come dicevo, anticipando l'argomento, ci si separa fra uomini e donne, fra marito e moglie, fra compagni, fra persone con le quali magari si è condiviso una vita, un periodo di amore, le strade magari prendono percorsi diversi, ma i figli restano e sono un evento irreversibile. Bisogna pensare a loro principalmente, al di là di quelle che poi possono essere le questioni che hanno portato a una scelta che senza dubbio è dolorosa. Sì, bisogna pensare a loro e l'ordinamento lo fa tramite ovviamente dei provvedimenti giudiziari. Questi provvedimenti giudiziari, nel momento in cui i genitori inevitabilmente finiscono in tribunale, ovviamente per quelle che sono le determinazioni riguardo l'affido dei minori, viene chiesto ovviamente al tribunale di o convalidare quelli che sono gli accordi presi in modo del tutto consensuale, oppure di determinare quelli che sono invece le disposizioni che riguardano proprio l'affido dei figli minori in quelle che sono le separazioni invece di tipo conflittuale. Ora, la legge che è stata l'ultima legge, l'ultima legge emanata è la legge del decreto legislativo del 2013, la numero 154, che accolta ovviamente con grande entusiasmo perché è andata un po' a riparare quelli che sono stati gli errori della legge numero 54 del 2006, che ha introdotto il cosiddetto affido condiviso. Affido condiviso che viene adottato ovviamente per quanto riguarda entrambi i genitori, quindi che cosa si riconosce ai genitori? Uguale diritti e doveri nei confronti dei figli. Le scelte devono essere fatte da entrambi su quelle che sono sia le questioni di ordinaria amministrazione sia quelle di ovviamente straordinaria amministrazione. La partecipazione di entrambi i genitori deve essere garantita in quelli che sono proprio i momenti di vita quotidiana dei figli. E questo è quanto si dovrebbe stabilire nei provvedimenti, ma dal 2006 l'affido condiviso, anche se era stato accolto con entusiasmo, purtroppo non ha sortito effetti diciamo in termini pratici, perché nella prassi dei tribunali è quello che viene maggiormente seguito, ma poi non viene realizzato dai genitori nella sostanza. Ecco, mi viene da chiederle perché. Perché? Perché non sono state, presenta alcune lacune a riguardo e soprattutto perché nella prassi non è cambiato molto da quello che era l'affido congiunto precedente. Cioè
viene in sostanza identificato un genitore che comunque resta il genitore collocatario in modo prevalente, questo quando si tratta, ovviamente stiamo parlando di figli minori, questo per cercare di far mantenere un equilibrio, un rapporto, diciamo, un equilibrio ai figli successivamente al momento della separazione, che è un momento per loro molto doloroso, ovviamente, non è doloroso soltanto per i genitori che si separano, ma per loro è veramente un momento difficile. Allora cosa si fa? Si decide di far rimanere il minore presso la casa familiare. Nella maggior parte dei casi in Italia la casa familiare nei tribunali italiani viene assegnata al genitore presso il quale ovviamente viene prevalentemente collocato il minore. E diciamo che una percentuale molto alta dei casi è la madre. Quindi il genitore che lascia la casa familiare, solitamente è il papà, e con l'affido condiviso si voleva cercare di equiparare quello che era la frequentazione tra il papà e la mamma, ma così non è stato, perché alla fine nella pratica al papà viene riconosciuto questo residuale, diciamo, diritto di visita, che deve comunque deve trovare diciamo degli spazio, spazi. deve trovare spazio tra quelli che sono ovviamente gli impegni lavorativi del genitore e quello che sono anche gli impegni del minore. Dottore Pingitore, mi viene da chiedere, queste scelte vengono effettuate direttamente dal Tribunale che fa un'analisi della situazione e quindi valuta quello che è la migliore collocazione del minore, o sono delle proposte che invece partono nell'ambito appunto familiare, quindi dai due genitori che si separano? Partono dall'udienza presidenziale, cioè dalla prima udienza di separazione, poi almeno insomma i casi che riscontro io sono quelli poi che degenerano nel tempo e che quindi insomma il regime di frequentazione non va bene, non sta bene al minore, non sta bene ai genitori, quindi ricorsi, memorie difensive, e quindi si arriva poi di solito, il giudice su istanza di parte, nella maggior parte dei casi, arriva a disporre una consulenza tecnica d'ufficio, che è sostanzialmente una valutazione, una perizia che si effettua sull'intero nucleo familiare ed è affidata di solito a un medico o a uno psicologo. Le chiedo scusa, mi perdoni se lo interrompo, ma abbiamo già una telefonata in linea. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove ci chiama e come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Bianca, chiamo dall'Umbria. Mi dica, signora. Dunque, in merito all'alienazione parentale, Sì. io vorrei far presente a tanti professionisti che si occupano di questa cosa e che molto spesso fanno finta di non vedere e di non capire, che ci sono molti campanelli d'allarme per riconoscere questa situazione. Non si può parlare solo di conflitto, perché tutto loro rimandano al conflitto. Qui la parola giusta da usare è prevaricazione. Lei ha vissuto una situazione del genere, signora Bianca? Sì, la sto vivendo tuttora. Come la sta affrontando, signora? C'è qualcuno che la sta aiutando in questo senso? Per vie legali. Non so se il dottore vuole fare qualche domanda. Sì, sono d'accordo, nel senso che l'alienazione, entriamo subito insomma nel vivo di questo argomento, sostanzialmente non è annoverabile come un semplice conflitto. È vero, come dice la signora da casa, che molto spesso viene confusa questo fenomeno psicologico come un semplice conflitto all'interno della famiglia, quindi all'interno della coppia genitoriale, ma così non è. Si parte da un conflitto, ma sostanzialmente il fenomeno dell'alienazione parentale è ben più complesso. Volevo chiedere alla signora, signora, quindi lei è, in questo caso è, possiamo definirla vittima, dottore, sbaglio? Diciamo forse? la mamma alienata, credo. Sì. Può dirci, senza ovviamente entrare troppo nello specifico o a grandi linee, quello che sta vivendo nella sua esperienza, signora Bianca? Diciamo che mi sono voluta separare
l'altro genitore mi punisce per questo e quindi diciamo plagia il bambino contro di me e quindi il bambino mi rifiuta. Totalmente? Totalmente. Okay. Signora, ho capito male, lei ci sta seguendo dall'Umbria? Sì. Quindi ci sta seguendo online, on web. Grazie, Sì. Grazie per la sua testimonianza, noi le facciamo il nostro più grande in bocca al lupo e speriamo che la sua situazione si risolva quanto prima. Grazie. Dottore Mingitore, siamo entrati grazie alla testimonianza della nostra telespettatrice in quello che è proprio il cuore della nostra trasmissione, l'alienazione parentale, che dobbiamo specificarlo, non è una patologia, non è una malattia, ma è una situazione che, come abbiamo sentito, crea danni psicologici sia al genitore alienato ma soprattutto ai figli. Ecco perché noi oggi siamo dalla parte dei figli. Ci spieghi bene di cosa si tratta? Assolutamente no, faccio una piccola premessa. Interessante come questa testimonianza arrivi da una mamma alienata. Di solito invece si parla sempre dei padri sconvolge un po' di quelli che sono i dati Istat che abbiamo trovato. Sì, personalmente invece riscontro come consulente d'ufficio e consulente di parte, insomma, insieme a tanti altri colleghi, invece riscontriamo tantissimi casi in cui le mamme, cioè il genitore rifiutato sono le mamme. Detto questo, l'alienazione parentale non è altro che diciamo, l'ingerenza di un genitore, come diceva prima l'avvocato Carino, quello soprattutto collocatario, che quindi ha più accesso al figlio, quindi l'ingerenza di questo genitore collocatario nel rapporto tra quindi il figlio e l'altro genitore non collocatario. Quindi gradualmente si assiste ad un vero e proprio rifiuto psicologico e fisico del figlio nei confronti dell'altro genitore, proprio per tutta una serie di fattori, di variabili legati appunto anche alla scarsa frequentazione e alla possibilità insomma, di frequentare il figlio, visto che risiede prevalentemente a casa di questo genitore collocatario. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di una violenza psicologica, di un condizionamento psicologico a danno del bambino. La vera vittima qui, non ce lo dimentichiamo mai, di solito insomma, si confondono qua i ruoli, le funzioni, è sempre e solo il bambino. Cioè, è vero che c'è una mamma in questo caso alienata, è vero che c'è in questo caso un padre alienante, però comunque la vittima è sempre il bambino che subisce le conseguenze di queste dinamiche assolutamente insomma, massacranti. Avvocato Carino, mi viene da chiederle, perché noi ovviamente poi occupiamo con lei della parte giurisprudenziale naturalmente, l'affido condiviso in questo caso si applica anche quando c'è un conflitto fra genitori o quando poi o ci sono delle mutazioni che avvengono? Perché è normale che in questo caso da profana mi venga da pensare che magari un affido condiviso parta in una situazione quantomeno di separazione consensuale, ma che se poi venga a interferire una situazione di alienazione parentale poi sfoci necessariamente in un conflitto e si possa andare anche a rimodulare questa situazione di affidamento. Quello che ho detto prima lo confermo adesso, nel senso che l'affido condiviso viene adoperato e sottoscritto in Italia anche nelle separazioni purtroppo conflittuali. Questo perché si pensa di ingraziarsi quel giudice che verrebbe adesso, per come è stata riformulata la norma, vedrebbe una richiesta di affido esclusivo in alcuni casi invece in cui magari sarebbe quella adatta da adoperare. In alcuni casi e quindi si cerca di ingraziarsi il giudice, il presidente o chi deve adottare il provvedimento dicendo che si è disposti e disponibili a sottoscrivere l'affido condiviso, quindi a condividere quelle che sono le decisioni di maggiore interesse nell'interesse preminente dei figli minori. Ma se poi non c'è dialogo, se poi non c'è dialogo, entrano queste dinamiche, va a decadere tutto il presupposto della condivisione o comunque del bene del comune per il figlio. Certo, infatti succede che poi si ritorni dal giudice con una richiesta di modifica di quelle che sono le condizioni magari sottoscritte sia in sede di divorzio o di separazione, che siano sia consensuale che giudiziale.
oppure di quelle che sono le condizioni di affido dei minori in caso anche di coppie conviventi ovviamente, si ritorna dal giudice chiedendo la modifica di queste condizioni perché sono intervenute delle novità e quindi che non permettono più di poter condividere quelle scelte che invece farebbero tanto bene al minore, seguendo quello che è la responsabilità genitoriale di cui ci parla l'articolo 337 ter del Codice Civile e che è stata e che viene richiamata spesso in tante formule, in tanti atti, ma che viene disattesa puntualmente soprattutto nel caso di separazioni conflittuali. Si chiamano i genitori ad essere responsabili nei confronti dei figli. Con la disciplina dell'affido condiviso si è introdotto questo principio della bigenitorialità. Questo diritto è un principio, però è un diritto dei figli di frequentare entrambi i genitori parimenti, in modo paritario e non siccome sono stato prevalentemente collocato presso uno dei genitori, con l'altro ho il diritto di frequentarmi solo 20 ore alla settimana, sempre se gli impegni dell'altro, i miei, lo permettono e sempre se l'altro genitore non interferisca in questo rapporto dicendo per esempio non sta bene magari, no oggi è un compleanno dei compagni, oggi è così e quindi le ore dell'altro genitore che non è il genitore collocatario si riducono notevolmente a scapito ovviamente di quello che può essere un rapporto padre-figlio, madre-figlia, madre-figlio, che invece dovrebbe essere equilibrato da un punto di vista affettivo, sia nei confronti di uno che nei confronti dell'altro genitore. Dottor Vincitore, necessariamente insomma la bilancia pende sempre da una parte, non si riesce a trovare questo equilibrio proprio perché, in virtù di quello che diceva adesso l'avvocato Carino, c'è uno dei due genitori che appunto è il collocatario e quindi riesce a vivere il proprio figlio, la propria figlia in una maniera più presente, più attiva e l'altro invece, l'altro genitore deve accontentarsi, possiamo definirlo degli scarti, del tempo? Anche perché c'è da dire una cosa importante, mi corregga se sbaglio, nella maggior parte dei casi si relegano delle visite comunque a tempo, a termine, alcune volte dei weekend, ma devono anche aver superato una certa età i minori, perché spesso con un'età tenera, chiamiamola così, in tenera età, non viene neanche consentito all'altro genitore di poter avere i pernottamenti. Sì, assolutamente è vero. Allora mi riaggancio a quello che diceva lei e l'avvocato, nel senso che l'affidamento condiviso lo possiamo dire pubblicamente, io non ho nessuna difficoltà a sostenere che è un fallimento. L'affidamento condiviso andrebbe totalmente riformato perché proprio per le ragioni di cui stiamo parlando, nel senso che è previsto quasi sempre la figura del genitore collocatario tranne rari casi e questo ovviamente produce uno sbilanciamento dei tempi di frequentazione, sia il diritto di visita del figlio, dell'altro genitore che reclamerà sempre problematiche di frequentazione, quindi di contatti, di rapporti con il figlio, soprattutto se è in tenera età. Quando sono in tenera età c'è anche il problema dei pernottamenti, perché se è un bambino ad esempio di 2 o 3 anni si parte da un pregiudizio che costui non possa andare a dormire presso ad esempio il padre, quindi il concetto insomma, è relativo a un pregiudizio molto antico che è quello della maternal preference, cioè nel senso che comunque il bambino, si parte da questo presupposto, deve stare sempre comunque collocato già dall'inizio, soprattutto se è in tenera età, dalla mamma. E quindi che possa invece frequentare solo gradualmente il padre e solo gradualmente eventualmente andare a dormire presso di lui. Ovviamente questo insomma crea... Non va ad inficiare questo, mi perdoni, i rapporti futuri e la creazione anche di un rapporto di complicità con il genitore? Assolutamente sì, ma va a sviluppare anche in taluni casi proprio un rapporto simbiotico invece, quindi in questo caso tra mamma e figlio, quindi comunque tra genitore collocatario e figlio, dove questo figlio non viene più visto come un figlio appunto anche dell'altro genitore, ma
un qualcosa che fa parte proprio di sé, cioè nel senso che comunque c'è proprio questa difficoltà nell'individuare il figlio come un soggetto a sé, ma viene proprio fagocitato, e quindi da qui il rapporto simbiotico, dove molto spesso il genitore, in questo caso collocatario, ma io molte volte lo chiamo dominante, il figlio, i confini si fondono e si confondono, dove veramente molto spesso nelle consulenze tecniche d'ufficio non si comprende chi è il genitore e chi è il figlio, proprio perché molte volte appunto insomma è palese probabilmente uno sconfinamento di ruoli e funzioni. Avvocato Carino, mi viene da chiederle anche un altro tecnicismo, definiamolo così. L'affido condiviso va previsto anche se le residenze dei genitori sono distanti? Diciamo che questo è uno dei casi in cui i tribunali sono orientati nello specifico, ovviamente, nel non adottare ovviamente quella che è la regola dell'affido condiviso. Questo è uno dei casi, come la lontananza, l'incapacità di uno dei genitori, in cui il tribunale può adottare quello che è diciamo, l'affido esclusivo, può concede l'affido esclusivo a uno dei genitori. Ovviamente però quelle che sono le scelte di maggiore interesse, salvo ovviamente il caso di incapacità di uno dei genitori, devono essere di maggiore interesse nell'interesse del minore, devono essere comunque prese da entrambi. Anche quindi quando i genitori risiedono in città diverse, questo è per una questione più di praticità che di altro, perché è normale che il minore che è collocato presso il padre o la madre in un'altra città ha dei problemi di vita quotidiana per i quali diventa complicato gestirlo insieme, insomma, condividere alcune scelte. Poi se i genitori sono così illuminati da poterlo fare, che ben venga, perché comunque con la legge si è chiamato i genitori proprio a questa responsabilità nei confronti dei figli, perché non si è responsabili nei loro confronti, non nei confronti del matrimonio, della separazione, della coppia di fatto che ormai è completamente finita, ma si è responsabili nei confronti dei figli che esistono e hanno diritto ad avere due genitori, un padre e una madre. Dottore Pingitore, fra un po' poi nella seconda parte della nostra trasmissione entreremo proprio nel merito dell'alienazione parentale, perché ancora diciamo l'abbiamo solo sfiorata, un po' anche anticipata dalla telefonata poc'anzi della nostra telespettatrice che ci ha colto un po' di sorpresa, devo dire la verità. Però mi viene da chiederle, perché un po' anche diciamo, nella credenza di tutti, il figlio di genitori separati finisce poi per essere tacciato diciamo, dagli altri come quello più coccolato, quello più viziato, perché diventa inevitabilmente strumento dei genitori che si separano, e quindi è quello che paradossalmente, appunto a detta di tutti, è quello che ottiene tutto, i regali più belli, i doppi regali, perché è oggetto e merce di scambio. Sì, è merce di scambio, poi non dobbiamo dimenticare che comunque poi eventualmente andrebbero fatte valutazioni caso per caso, non tutti i figli che subiscono separazione ovviamente sono tra virgolette traumatizzati. Vorrei anche dire una cosa a scanso di cui non tutti i genitori che si separano agiscono anche così, specifichiamolo, stiamo parlando di casi limite, perché altrimenti poi ovviamente anche i telespettatori che sono a casa in questo momento stiamo facendo di tutta l'erba un fascio. No, stiamo parlando di casi limite. Certo, casi limite, penso si trattasse di una specifica necessaria. Sì, anzi è un assist per me, perché i casi limite sono quelli ad esempio dell'alienazione parentale, che molto spesso io però, devo dire la verità, non riscontro in tanti casi, laddove invece c'è soltanto un conflitto diciamo genitore-figlio dovuto magari a una cattiva gestione del figlio da parte di questo genitore che poi magari è assente, quindi non tutti i casi ovviamente sono così, insomma, cioè, dobbiamo parlare in modo assolutista. A volte alcuni genitori che si separano invece paradossalmente diventano proprio più duri per evitare, magari ecco l'incipit della mia domanda, proprio per evitare che i figli vengano tacciati di diventare viziati, paradossalmente diventano più duri e si mettono una corazza. Certo, sì, guardi, veramente è una materia così eterogenea che troviamo tanti di quei casi così complessi e variegati che insomma, sarebbe difficile stilare proprio delle categorie, nel senso che ogni caso è a sé e ha tantissime variabili da considerare.
Quindi è comunque difficile fare i genitori a prescindere. Il mestiere più difficile. Assolutamente sì. Ma anche magari... fare i figli comunque non è facile. Assolutamente. Sono d'accordo. Iniziamo a toccare l'argomento alienazione parentale. Abbiamo appunto messo i puntini sulle i, abbiamo detto che non è una patologia, ma ci sono comunque degli strumenti per intervenire. Ci sono delle metodologie, lei è un profondo conoscitore della materia, è uno dei luminari, possiamo assolutamente dirlo senza tema di essere smentito. Lo faremo insieme a lei subito dopo questa piccola pausa pubblicitaria. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Nuovamente in diretta, seconda parte della nostra trasmissione. Parliamo oggi di affido condiviso, di alienazione parentale, lo facciamo ovviamente mettendoci dalla parte dei figli. Lo stiamo facendo con l'avvocato Mafalda Manuela Carino e con il dottore Marco Pingitore, psicologo e psicoterapeuta. È proprio da lui che ripartiamo appunto per fare il punto in maniera più approfondita per quanto riguarda l'alienazione parentale. Dottore, quali sono i campanelli d'allarme, quindi i segnali che possono far intuire l'inizio di una situazione del genere? Allora, premetto che questo fenomeno non è un fenomeno, diciamo, è un fenomeno psicologico, ma è prettamente collegato a un concetto giuridico e non psicologico, quindi non lo possiamo riscontrare banalmente negli studi professionali di medici e psicologi, cioè non si riscontra in un ambito clinico, ma si riscontra esclusivamente in un ambito giudiziario, quale è quello della consulenza tecnica d'ufficio. Banalmente, ad esempio, se si effettua una mediazione familiare, non è lì la sede in cui si può riscontrare, si può rilevare, ma è solo all'interno di una consulenza tecnica d'ufficio per tutta una serie di motivi, anche per di ruolo e di funzioni che ha il consulente, ma soprattutto perché la consulenza tecnica d'ufficio prevede tutta una serie di incontri tra i membri della famiglia divisa che permettono di rilevare alcune criticità. La principale è il rifiuto ovviamente del figlio di incontrare uno dei due genitori, il rifiuto che molto spesso è immotivato. Allora, se vi è ovviamente un motivo rispetto a, ad esempio, un maltrattamento, un abuso sessuale, quindi magari è giustificato questo rifiuto, allora ovviamente non si può parlare di alienazione, ma laddove questo rifiuto è sostanzialmente immotivato, allora si inizia a palesare, diciamo, l'ipotesi che possa esserci dietro lo zampino del genitore, appunto cosiddetto collocatario, quindi del genitore cosiddetto alienante o dominante. Quindi la prima cosa è il rifiuto immotivato. Il rifiuto immotivato che ovviamente si va ad approfondire attraverso l'incontro con il minore, soprattutto se è in tenera età, 7, 8 anni, 9 anni, si va a fare ovviamente un colloquio con il bambino per capire le ragioni che portano a rifiutare il genitore, l'altro genitore, e molte volte ci troviamo di fronte innanzi a dichiarazioni un po' che, insomma, ci fanno sorridere, se non fosse, insomma, che siamo in un ambito veramente diciamo, di tragedia familiare, quale ad esempio: io non voglio vedere mia mamma perché non mi paga gli alimenti a 8 anni. Scusami, come fai a sapere che sono gli alimenti e come fai a sapere che non li pago? C'è una telefonata. C'è una telefonata. Mi ha anticipato. Pronto? Benvenuta in diretta. Da dove ci chiama? Io chiamo dalla provincia di Bari. E, il suo nome, signora? Allora, io mi chiamo Grazia e sono un'educatrice, nonché una nonna alienata da 3 anni. Le spiego in breve. Certo, signora. E con un cuore pieno di lacrime. Io volevo dire che purtroppo in molte separazioni conflittuali succede che uno dei genitori, nel mio caso è stata la mia ex nuora, ha praticamente, io dico, sequestrato i bambini. Lei è andata via che era incinta addirittura, e mio figlio, per la lentezza giuridica e per l'incapacità e l'incompetenza di servizi sociali, consulenti e quant'altro, ha potuto conoscere il suo secondogenito a 18 mesi dalla nascita. Io mi chiedo, è giusto tutto questo? E noi, con un provvedimento del Tribunale dei minorenni, dove ci dava la possibilità da subito
La mamma non si opponeva e gli assistenti sociali non hanno fatto assolutamente niente se non avvallare tacitamente le sue condotte, e noi abbiamo speso un patrimonio e stiamo spendendo un patrimonio per poter ribracciare i nostri nipotini, che li vediamo in spazio neutro, come fossimo dei carcerati senza aver fatto nulla. E sulla famiglia alienante non si fa assolutamente niente. Consideri che la mia nuora ha un compagno tossico, abbiamo fatto segnalazioni ai servizi sociali, loro dicono che non possono fare niente, e non le dico il dolore di ogni giorno, compleanni che non abbiamo vissuto, Natali, e questo bambino piccolo che è arrivato a 2 anni e mezzo e non sappiamo niente. Oltre sul grande, poi vabbè, è inutile dire, mio figlio dal primo giorno è stato non onesto di più, anche se lei gli aveva prosciugato il conto, però io quello che dico, perché i conflitti fra genitori devono soffrire i bambini? Perché il mio nipote più grande, che ha 6 anni e mezzo, praticamente ha dei comportamenti alienanti verso il padre. Tu sei violento, io non voglio venire al tuo paese, lo chiama lui e non papà, e tant'altro, che fanno male al cuore, come se un figlio armasse una pistola e te la sparasse direttamente al cuore, quando da un momento, cioè quello che non capiscono gli psicologi, gli assistenti sociali, come mai un bambino che prima d'allora ha voluto bene a suo padre a un certo punto smette di amarlo e addirittura di odiarlo? Perché non si fanno delle domande? Le domande che ci vengono, le risposte che ci vengono date, che il bambino ha il carattere, il bambino, ma risposte che non, cioè, perché loro girano il problema, non lo prendono. Vediamo, signora, di farle dare, mi perdoni se la interrompo, di farle dare sì, la risposta direttamente dal dottor sì, Pingitore. Io la ringrazio, signora, per averci chiamato. No, c'è tanto dolore, c'è tanto dolore. Lo sentiamo dalla sua voce, le mandiamo un forte abbraccio qui dalla Calabria. Grazie. Grazie, signora. Dottor Pingitore, tanto dolore in questa nostra telespettatrice, ma... Casi limite veramente ce ne sono tantissimi. È doveroso fare una precisazione. Il bambino coinvolto nelle dinamiche di alienazione parentale, stiamo attenti a ritenerlo come capace di non amare più l'altro genitore, sostanzialmente si schiera con il genitore, diciamo, dominante, il genitore alienante, per tutta una serie di motivi che non sono quello del non voglio più bene all'altro. Ma come genitore. si può intervenire? Cioè, in questo caso, mi perdoni, ma come si può aiutare questa famiglia, questo papà, questa nonna? Allora, in Italia siamo ancora, possiamo dirlo tranquillamente, all'anno zero rispetto agli interventi, perché adesso il problema non è tanto riconoscere l'alienazione parentale all'interno delle consulenze, all'interno dei tribunali, il problema è il dopo, il post tribunale, cosa succede? Ed è veramente, molto spesso c'è il caos totale, con servizi sociali coinvolti, consultori che spesso non sono diciamo, allestiti, diciamo, anche da un punto di vista di personale qualificato per affrontare questi casi che, lo ripeto, non sono casi tra virgolette normali di conflittualità, sono casi complessi che richiedono una competenza specifica in materia, perché l'intervento non va fatto solo sul minore, ad esempio attraverso una psicoterapia o sui genitori, va fatto un programma di intervento specifico ad hoc per quella situazione. È un processo piuttosto lungo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Ascolta, da dove ci chiama? Può abbassare un po' il volume? Può abbassare un po' il volume? No, non c'ho il volume, okay, sono fuori perché... Sì, nulla. Allora, niente, sono un genitore di 3 figli, che anche io ho avuto una situazione familiare un po' particolare. Volevo chiedere appunto, ma il ruolo dell'assistente sociale in questo caso, chi tutela il genitore in questo caso? Perché vedo molte volte, secondo me, la mia situazione, non vedo un assistente sociale insomma, alla buona, anzi ha rovinato la famiglia per me. Mi perdoni, non riesco a comprendere chiaramente, lei mi sta chiedendo il ruolo dell'assistente sociale? Che ruolo sì. ha? Più o meno io immagino quello che c'ha, ma però che non viene effettuato solamente su carta, ma non praticamente
Quindi perché non si muove fattivamente, perché non interviene? Questa è la sua domanda? Esatto, sì, dove interviene in maniera molto corretta per un'unione familiare, non distrugge la famiglia. Ok, giriamo immediatamente la domanda ai nostri ospiti. Grazie per averci chiamato. Allora, come dicevamo prima, questo è un altro assist, nel senso che molte volte vengono investiti dopo la sentenza, dopo il decreto del Tribunale, i servizi sociali per recuperare questo rapporto, ad esempio, tra figlio e genitore alienato, però molto spesso, ahimè, si intraprendono questi cosiddetti incontri protetti, che io insomma riformerei proprio la definizione. Penso che siano anche quelli di cui parlava la signora, la nonna di prima. Sono molte volte eseguiti, diciamo, svolti in assenza di un obiettivo, cioè nel senso io ti faccio incontrare te genitori, ti do la possibilità, te genitore alienato e te figlio un'ora a settimana nella stanza di servizi sociali, però sostanzialmente nella maggior parte dei casi senza un intervento specifico, senza la presenza di uno psicologo, senza la presenza di ad esempio di un neuropsichiatra infantile, quindi è sostanzialmente lasciato, diciamo, alla creatività del genitore alienato di inventarsi qualcosa per recuperare quel rapporto. Ma se non c'è un rapporto come ecco, benissimo, tant'è che bisogna invece iniziare a parlare di trattamento sanitario, quindi nel momento in cui si gestiscono questi casi, cosa che in Italia ancora non se ne parla perché non si capisce chi deve fare cosa. Veramente il problema degli interventi è un problema spinoso ancor più del riconoscimento dell'alienazione parentale e di come si possa riconoscere. Il problema adesso in Italia è cosa fare. Molte volte veramente c'è il caos, si brancola nel buio perché a partire dai provvedimenti del Tribunale che molto spesso anche in buona fede vengono disposti, vengono eseguiti, vengono programmati male, perché qua sono sostanzialmente due gli interventi da fare nei casi di alienazione parentale, soprattutto nei casi gravi. Quello dell'inversione di collocamento, cioè quindi dal padre alienante tu te ne vai a casa, tuo figlio te ne vai a casa dell'altro, però molto spesso non è praticabile questa inversione di collocamento, soprattutto se ci troviamo di fronte a ragazzini in preadolescenza, 13-14 anni, dove veramente insomma, rifiutano ogni tipo totalmente, di contatto, quindi bisognerebbe comunque andare lì a casa con i servizi sociali, i carabinieri, e veramente lì la situazione si fa delicata. Coercitiva. Se no c'è l'altra soluzione più drastica, quella di un trasferimento temporaneo in una struttura protetta, proprio per dare la possibilità al ragazzino di interrompere quindi quel rapporto simbiotico che è alla base dell'alienazione, quindi tra il figlio e il genitore alienante. Guardate che nella maggior parte dei casi, quando si spezza questo rapporto simbiotico, che poi è sostanzialmente un rapporto basato sull'utilità, non è un rapporto autentico, quindi quello che si sviluppa tra genitore alienante e figlio, molto spesso poi la strada è in discesa nel momento in cui ovviamente poi si fa un intervento anche di natura psicologica, si riallaccia molto facilmente il rapporto tra genitore alienato e figlio. Ovviamente però tutto questo deve rientrare in un progetto di intervento ben definito e non random. Dottore, mi perdoni, perché poi le associazioni mentali a volte mi portano magari ad andare anche oltre. Ma perché, in questo le chiedo anche il supporto all'avvocato, perché non si riesce ad assimilare l'alienazione parentale a quello che potrebbe essere anche, ipotizzo, un reato di plagio? A parte che il reato di plagio ormai non esiste più. Appunto per questo. A parte questo, è che allora, si fa un vero e proprio lavaggio del cervello, o sbaglio? Si voleva nella scorsa legislatura portare avanti proprio questo progetto di legge che diventasse un reato. L'avvocato Bongiorno, la collega, ha portato proprio in commissione giustizia e aveva preparato il progetto di legge, solo che poi non ha avuto seguito. Sì, non ha avuto seguito. Questo sarebbe un punto di partenza, perché nel momento in cui si interviene successivamente c'è già un problema di fondo abbastanza grave, come è stato il caso del Tribunale di Cosenza, che è intervenuto per la prima volta in Italia riconoscendo, abbiamo un primato, riconoscendo il primo caso di alienazione parentale e praticamente assegnando quelli che erano i figli minori a una struttura, quindi interrompendo quello che era il rapporto con il genitore alienante e iniziando a fare frequentare quindi questi minori con
il genitore alienato, ovviamente, gradualmente. Questa sentenza è molto importante perché è stata praticamente alla base di molte altre sentenze in Italia, è stata messa alla base ed è stata veramente determinante. È importante soprattutto per i minori. Poi nel momento in cui si voglia evitare che queste cose succedano, si può fare come questo è un altro progetto di legge che non è passato, perché noi purtroppo a Cosenza il Tribunale non è dotato di una sezione che riguarda solo la famiglia esclusivamente. Questo è un altro progetto di legge nel quale era previsto che tutti i tribunali d'Italia si dotassero di una sezione che parlasse proprio di famiglia. Continuiamo fra un attimo, abbiamo una telefonata. Pronto? Da dove ci chiama? Buongiorno, sono Miriam e chiamo dal Lago di Iseo, in provincia di Bergamo. Buongiorno, mi dica. Intervengo per dare sostanzialmente la mia testimonianza, nel Sì. senso che io vivo l'alienazione genitoriale da ormai 4 anni e mezzo e la mia situazione è anche un po' particolare perché io vivo con un compagno con cui ho anche un figlio di 6 anni, con cui abbiamo una vita felice e stabile, e anche egli purtroppo vittima dell'alienazione genitoriale, in sostanza anche lui perso 2 figli. Quindi io avevo da un precedente matrimonio 2 figli, in cui in seguito a questa separazione che è durata moltissimi anni, perché mi sono separata nel 2006, quindi lotte in tribunali per anni e anni e anni, i figli sono sempre stati insieme a me, hanno sempre avuto i rapporti con il padre normali, favoriti comunque anche da me, perché nonostante non apprezzi molto quest'uomo dal punto di vista genitoriale, ho sempre garantito ai miei figli la possibilità invece di avere un padre, e ho sempre favorito gli incontri. Purtroppo a furia di andare in tribunale, lotte legali e comunque una superiorità economica del mio ex marito, siamo arrivati alla fine a dover spostare i figli, grazie ovviamente a delle bugie e a dei discorsi di tribunale che non sto neanche qua ad elencare perché sono troppo lunghi, sono tantissimi anni di udienze. I figli sono stati trasferiti a casa del padre. Nell'arco di un anno io ho perso uno dei 2 figli, nel senso che il mio figlio più grande sono 4 anni e mezzo che io non lo vedo e non lo sento. Ovviamente ci sono state denunce false nei miei confronti, sono stata sempre assolta, però questo non ha favorito sicuramente il rapporto tra me e mio figlio. E tutte le volte che sono tornata in tribunale chiedendo CTU, aiuti, sostegni psicologici per tutti, aiuto degli assistenti sociali a cui a oggi sono ancora affidati i miei figli, purtroppo non si è ottenuto niente, perché comunque le istituzioni non fanno altro che mettere tutto in mano agli assistenti sociali, che purtroppo non prendono per niente in mano la situazione. E quindi rimanda oggi, rimanda domani e soprattutto dando la possibilità al figlio stesso alienato, quindi incapace di scegliere per se stesso le sorti della famiglia. Ovviamente la frase è: vuoi vedere la mamma? No grazie, non voglio vedere la mamma. E quindi il giudice a quel punto si rimette decidendo che il figlio non si può sforzare, che comunque non è giusto spingerlo troppo nei confronti di un genitore, anche se questo genitore è stato assolto, non ha mai fatto niente di male. Mi perdoni se la interrompo, neanche gli incontri protetti lei è riuscita ad avere? Li ho chiesti io li ho chiesti io perché purtroppo, essendo che mio figlio mi aveva denunciato falsamente, cioè non è che mi aveva denunciato proprio lui, però ha sostenuto le denunce del padre per maltrattamenti, anche se sono stata assolta, io ho chiesto al giudice degli incontri protetti, proprio perché mio figlio potesse vedermi in un ambiente protetto e io essere tutelata da eventuali denunce o calunnie. Non sono mai partiti perché lo spazio neutro ha chiesto a mio figlio: vuoi vedere la mamma? E chiaramente questo gliel'ha chiesto con il papà che l'aveva accompagnato presso il servizio e mio figlio ha detto no. Ha detto no 3 volte, dopodiché hanno chiuso lo spazio neutro, cioè io non l'ho neanche mai fatto iniziare. Ho scritto una lettera
e avevo chiesto allo spazio neutro di potergliela leggere in un ambiente neutro, e lo spazio neutro ha letto questa lettera all'interno del domicilio, cioè presso la casa del padre con mio figlio, dopo 9 mesi, e solo esclusivamente perché c'era un'udienza lì a breve dove io chiedevo la sospensione degli assistenti sociali. Quindi in sostanza, dopo un calvario di 4 anni e mezzo, purtroppo ho dovuto dire addio a mio figlio, perché le istituzioni a oggi non consentono consentono un figlio con gravi difficoltà in questo momento di decidere della propria vita, quando è chiaro che un figlio, soprattutto che soffre, non è in grado di decidere per niente della sua vita. Signora, mi perdoni se la interrompo, quanti anni ha adesso suo figlio? E adesso mio figlio ha 16 anni e mezzo, a settembre ne fa 17. E quindi... Quasi 17, quindi io voglio sperare, penso che in questo mi conforterà anche il dottor Pingitore, che fra qualche anno, magari maturando ulteriormente, avrà voglia e necessità di ritrovare sua madre e magari con un affetto più forte recuperare gli anni persi. Intanto la ringrazio per la sua testimonianza. Grazie. E anche a lei il nostro abbraccio grande e forte. La ringrazio. Arrivederci, buona giornata. Buona giornata. Sì, un suggerimento alla signora di non mollare mai, nonostante eventualmente, insomma, le sentenze siano state avverse, insomma, comunque le decisioni del Tribunale non hanno trovato conforto rispetto a... Anche se lei diceva che da tutte le calunnie è stata... Però rispetto il problema è poi il civile. Certo. No, ha detto una cosa importante la signora, che è un problema veramente nazionale, cioè rispetto a questi incontri protetti. Questa è la dimostrazione, questa telefonata di questo caso, insomma, riportato, è la dimostrazione del fatto che gli incontri protetti non servono assolutamente a nulla, anzi sono potenzialmente dannosi, maggiormente dannosi, se si mantiene sempre il legame con il genitore alienante. Cioè, pensate, immaginate diciamo, questo film. Allora, questo figlio che da casa del genitore alienante va ai servizi sociali, in incontri protetti, a incontrare il genitore alienato. Lì quindi fa un lavoro per riallacciare il rapporto. Torna a casa e subisce doppiamente il condizionamento, perché dice: ah, ma perché stai andando lì, ma che ti ha detto tua madre o tuo padre. Quindi l'alienazione parentale, diciamo, si risolve se si spezza questo legame col genitore alienante, se no tutte le soluzioni possono essere vane e dannose. Quello che mi rattrista, dottore Pingitore, mi perdoni, e voi siete sicuramente più addetti ai lavori di me, è che c'è una sorta, almeno dalle testimonianze ricevute oggi da più parti d'Italia, è come se questi genitori alienati siano abbandonati. Non c'è la possibilità di smuovere la situazione, se non appunto forse con un disegno di legge che finalmente faccia un punto chiaro e che consenta di voltare pagina e di mettere in campo nuovi strumenti, Avvocato. Più che uno strumento di legge sarebbe già tanto se, come si è dotato il Tribunale di Brindisi dal 2017, da inizio 2017, di linee guida in materia proprio di affido condiviso, lo facessero e si adeguassero tutti i tribunali d'Italia. Perché Buone per prassi. esempio... Buona prassi, cambiare completamente la prassi, perché il Tribunale di Brindisi è stato veramente, ha emanato, con le linee guida che ha emanato, ha determinato delle nuove regole in materia di affido condiviso paritario. Allora, i genitori cosa succede? Praticamente non avranno più un genitore collocatario, questa è l'importanza di queste linee guida, ma saranno domiciliati presso entrambi i genitori ed inoltre i figli avranno il diritto di frequentazione paritario con i genitori, cioè i genitori frequenteranno i figli paritariamente. In questo modo si può evitare tranquillamente quella che è poi lo sfociare nell'alienazione, in un'eventuale alienazione parentale di un genitore che trascorra troppo tempo sia in modo prevalente con il figlio e l'altro no. Bene. Il tempo a nostra disposizione è terminato, quest'ora è veramente volata. Io ringrazio l'Avvocato Carino, grazie al dottore Pingitore, grazie soprattutto ai telespettatori che mai come oggi ci hanno chiamato veramente da tutta Italia, perché hanno sentito particolarmente vicino questo argomento che con molta probabilità non abbandoneremo proprio in virtù della grande attenzione e del grande interesse che abbiamo suscitato. Io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, naturalmente in compagnia dei programmi della nostra rete. Alla prossima. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!